Qui a Bologna si fanno sempre tanti begli incontri e siamo a Case Paolin, che come ricorderete avevamo già incontrato in una serata di Intavolando alla cucina di Crema, e sono in compagnia di... Sono Mirko Pozzobon, co-titolare insieme ai miei fratelli dell'azienda agricola Case Paolin, fondata da mio papà Emilio. Mirko, io ho visto questo bellissimo Deplian che parla di vignaioli di natura. È un payoff e basta o qualcosa di più? No, per noi è una mission, nel senso che è un qualcosa che sentiamo dentro. Quando abbiamo rivisto un po' il packaging delle etichette più 15 anni fa, abbiamo voluto creare un payoff che riassumesse in due parole quella che è la nostra filosofia di produzione, ovvero vignaioli di natura, che mette insieme il biologico certificato, il sostenibile, con alcune attività che facciamo anche a livello agronomico e di fotovoltaico, eccetera, e quella che è proprio la mission che ci aveva dato nostro padre già negli anni 80, quando ha iniziato a buttare via i calendari e cominciato a fare i trattamenti secondo le temperature, le umidità, le piovosità e tutto quello che era necessario per cominciare a fare un'agricoltura sostenibile. E questo lo troviamo anche nelle vostre etichette, dove c'è proprio la iconcina verde, giusto? Sì, l'iconcina verde, come vedete le etichette sono molto semplici e molto essenziali. Ci sono due parole sia in italiano che in inglese che individuano proprio la mission e la filosofia del singolo vino, e dopo ogni etichetta ha una sua particolarità. Qui ci troviamo l'etichetta del colfondo perché abbiamo qui all'interno la mongolfiera, perché durante la prima guerra mondiale queste mongolfiere andavano su dai nostri cortili a controllare il fronte sul fiume Piave. Questa era il primo vero grande drone, diciamo, della storia. E quindi abbiamo messo insieme questo aspetto storico con le bollicine. Entrambe vanno su, entrambe hanno un ruolo di utilità o piacevolezza in questo caso. E ovviamente ci hai fatto assaggiare due col fondo col quale brinderemo alla tua presenza qui a Bologna, giusto? Perfetto. Bene, facciamo un cin cin? Non è che bicchiere. Non hai un bicchiere? Io un attimo solo. Un attimo solo, rimaniamo in attesa. Avevo promesso a tuo fratello che venivamo a trovarlo, poi non siamo mai venuti, sempre... Vi faccio vedere il video anche. Bene. Cin!